Allora, rieccoci qua, riprendiamo la conoscenza, a scoprire il mondo della formazione professionale. Si tratta di scuole, ricordiamolo sempre. Quindi Eddie, la tua esperienza, quando incominci, anche tu ormai maggiorenne da poco, Sì, e da un paio quindi di mesi. a Sì. che anno sei? Io sono al terzo, sono in classe di Daniel, faccio anch'io l'operatore elettrico. Però anch'io avevo girato altre scuole prima, ho fatto un tecnico anch'io, un informatico, che però comunque non mi sono trovato bene e quindi quando ho cambiato scuola avevo scelto di fare l'operatore elettrico. Io mi sono iscritto, però col problema della riforma della Gelmini che c'è stata, avevano tolto la maggior parte delle ore di laboratorio, che è quello che avrei voluto fare io in realtà. Quindi cosa ti sei trovato, tipo come ore? Ti aspettavi di fare quante ore di Mi laboratorio? aspettavo di fare tipo un ENAI, perché l'ENAI fa intorno tra le 13 e le 15 ore di laboratorio alla settimana. Alla Che sono, settimana sì, 13-15 ore? sono molte ore di laboratorio, sono laboratori anche ben forniti comunque, hanno tutte quante le attrezzature. E mi sono trovato a farne 2-3 a settimana, che praticamente... Cioè, vedo che lo scompensano te. E quindi alla fine ho detto, allora mi sono deciso, ho detto vado a fare l'ENAIP. Quando mi sono iscritto mi sono trovato benissimo, adesso infatti sono proseguito alla terza, fino alla terza senza problemi, adesso sto facendo l'ultimo anno. E appunto ti dà anche la possibilità di fare degli stage, che ti fanno da un mese in seconda e un mese e mezzo in terza. Contemporaneamente allo studio, quindi Sì, però un non po' vai, più non vai a attenuata. scuola, salti nel mese scolastico, vai a fare questo stage. Quindi entri proprio in azienda. In azienda Esatto. vai sempre là, Hai gli stessi professionalmente orari in azienda, hai lavorativi. un orario Quindi lavorativo come un lavoratore normale, Esatto. come un insomma, il lavoratore classico. normale. E ad esempio anche io sono stato a fare questo stage in questa azienda vicino a casa mia e hanno visto che ero abbastanza bravo, insomma, che mi hanno insegnato bene e mi avevano chiesto appunto se ero libero per fare un altro stage anche l'anno prossimo. E questo vuol dire che comunque come scuola ti insegna molto bene a lavorare, infatti. Quindi ti è piaciuta come Mi è esperienza? piaciuto molto come esperienza. Cosa vorresti fare da grande? Se Un riesco, sogno. mettermi anche un'azienda mia, a prendermi un privato mio, se è possibile riuscire a farlo, non Quindi sarebbe un male. libero professionista intanto per incominciare. E tu cosa vorresti fare da grande? Io avrei tante cose. No, Cioè comunque, entrare in un'azienda oppure metterti in proprio, o fare con i tempi che corrono sarebbe bello mettersi in proprio, anche Esatto. se si fa molta È fatica. più dura. Sì. Però comunque la preparazione che offre l'ENAIP ti permette anche di fare ciò. Inizierei, diciamo, sotto un'azienda, Per fare conviene, esperienza. esatto, già esperienza che stiamo accumulando adesso, poi un'esperienza proprio a livello lavorativo completo e un giorno non si sa mai, magari in proprio sarebbe bello. Beh, bellissima la loro testimonianza, tanto di Eddie quanto di Daniel, perché da una parte uno vuole mettersi in proprio, quindi diventare artigiano e aprire un'attività, quindi si parte Un po' il da start-up, percorso. un altro che vuole fare un'esperienza in azienda, quindi arricchirsi, comunque vedere una realtà diversa, giovanissimi così, è emblematico. Che cosa studiano a scuola? Hanno le idee chiare, mi Molto fa molto chiare. piacere. Credo che non Proprio tutti per coi- permettere loro sia di fare un'esperienza in azienda, così come anche di aprire Un'azienda, un di privato. solito cominciano come artigiani. Allora, si diceva prima, 13 ore, 13-14 ore di laboratorio. Allora, il monte ore Allora, complessivo il monte ore settimana. complessivo siamo sulle 30-32 ore alla settimana, dalle 28 alle 32 ore alla settimana, poi dipende dalla bilanciatura. All'interno del percorso annuale sono circa 1000 ore, 1000 qualcosa, 9,90. circa il 40% è fatto di esperienza tecnico-pratica. Significa che loro, anche quando sono in aula, usano, non so, l'informatica applicata, la matematica applicata alla figura professionale o all'esperienza che stiamo facendo. Nei laboratori invece fanno molta esercitazione. I laboratori sono laboratori tecnici, Con i con i macchinari. macchinari, le tecnologie, in questo caso nel settore impiantistico hanno un misto tra materiale elettrico ed elettronica, perché la loro figura è sempre più integrata con l'elettronica. Pensiamo solo alla domotica che sta un po' cambiando anche le nostre abitudini. Prima citavamo, non so, i kit tipo Arduino open source piuttosto che Anche PLC, l'automazione, esatto. bravissimo, PLC, la logica programmabile, Fotovoltaici. però il fotovoltaico, Anche, quindi Sì, adesso che siamo in terza ci faranno fare probabilmente anche un po' di fotovoltaico, magari anche qualche piccolo impianto. modellino, diciamo, Esatto. funzionante.
Sì, cioè è tutto in scala, però devono trovare esattamente quello che troveranno in azienda dentro i laboratori. Noi anzi dobbiamo essere un passo più avanti, quindi l'ENEP è impegnato e qui purtroppo servono risorse ingenti che in alcuni casi abbiamo, altre volte non le abbiamo proprio, e quindi devo ringraziare anche questo binomio, questa integrazione con il mondo del lavoro, cioè quindi con le imprese che ci fanno anche, non so, delle volte abbiamo possibilità di accedere anche ai loro laboratori, così come ci donano delle attrezzature, piccole cose, che ci permette di essere sempre all'avanguardia. Per esempio si citava prima tutta la parte della domotica, è stato un grande cambiamento nella figura professionale dell'elettricista in senso tradizionale, quello dei cavi per capirci, perché l'elettronica ha cambiato tutto dentro una casa e questo per loro, noi abbiamo accordi con primarie aziende, adesso non faccio nomi ma siamo a livelli di multinazionali, dove abbiamo acquisito attrezzature che simulano la domotica in un appartamento, così come anche un impianto industriale, dove lì gli impianti e il lavoro che loro fanno è molto articolato e complesso. Insomma. Se voi doveste fare, prima che te, dopo te, fate una richiesta per, ormai siete alla fine per cui voi siete fuori, ma per aiutare i ragazzi ad imparare ancora di più, poteste fare una richiesta che può essere esaudita al direttore, che cosa chiedereste? Per arricchire, per rendere nel vostro ambito, perché poi ovvio che ognuno avrà nel suo, insomma, una cucina nuova, non potete chiederla. Diciamo difficile da dire perché comunque le attrezzature bene o male ci sono per Esatto. tutti, cioè non è che magari c'è un ragazzo che inizia a lavorare e un altro ragazzo resta senza gli attrezzi. Questo volevo dire, ci Gli attrezzi sono anzi sono in Sì, abbondanza, sì, sono molti di più, esatto. sono più gli attrezzi che i ragazzi, quindi magari se qualcuno si rompe ce ne sono già a posto da darglieli, quindi non c'è tempo di aspettativa. E sono tutti comunque mantenuti benissimo anche dai ragazzi in sé, li trattano molto bene, cioè i pannelli, piccoli pannelli dove lavoriamo noi, che li stiamo usando, ormai vengono usati anche già da 2 o 3 anni e sono ancora quasi tutti quanti perfetti, sì. in ottimo stato, utilizzabili. Quindi bene o male che io sappia le attrezzature in più Quindi siete per ora, vabbè, per ora Sì, andrebbe sì, molto sì, bene sì. così. Per ora molto Esatto. bene così. Ci lavora tranquillamente, senza problemi, sì. È molto, molto completi i laboratori. Ma questo è molto bello perché ho avuto modo di conoscere dei ragazzi invece in un'altra regione sud Italia che lamentavano uno stato di disastro totale dell'attrezzatura, mancanza di attrezzatura, più studenti che quindi non attrezzi, quindi questo vuol dire che insomma siete anche, se lo dicono loro poi, Sì, infatti. che sono molto severi in Sì, genere. sì, con noi adesso vi ringrazio che mi Impietosi. avete promosso. Stavo sudando freddo, ho visto lo sguardo. No, perché veramente, no, fa piacere sentire questo perché significa che abbiamo intrapreso quella strada giusta, che tra l'altro con le poche risorse che abbiamo a disposizione, perché viviamo comunque in un contesto di risorse scarse, le stiamo ottimizzando e un po' alla volta introducendo anche nuove tecnologie, per esempio non al centro, cioè non nel percorso formativo loro, però per esempio in altri centri stiamo inserendo le stampanti a 3 dimensioni, le 3D, ecco, infatti stavo pensando, per bravo. esempio a Legnago, anche qui a Padova, adesso ne arriverà una, loro ancora non lo sanno, vedo che già è vero, sta arrivando, che sono piccole stampanti didattiche che però permettono loro di trovare un'attrezzatura che nel futuro sarà diffusa nelle aziende, soprattutto le aziende artigiane, i famosi makers, no, che adesso vanno molto no, perché di la moda. cosa interessante è questa, che teoricamente dai giovani che escono dalle scuole dovrebbero venire le proposte poi per le aziende, per lo stimolo per andare avanti, no? Okay, certo. Invece molte volte tanti giovani che vengono dalle scuole ordinarie, dalle università, si trovano a dover correre dietro all'azienda che è molto più avanti rispetto a quella che è la formazione che si riceve nel mondo scolastico, accademico, certo. che dir si voglia. Non dovrebbe essere così teoricamente. Ma no? anche l'innovazione tecnologica, noi abbiamo imparato che non possiamo calarla dall'alto. Ogni attrezzatura, ogni anche tecnologia che inseriamo è frutto di un'analisi. Quindi dialoghiamo con le aziende, facciamo le cosiddette anche customer satisfaction per capire se sono soddisfatti, come un'azienda normalissima, i fidi conti ENEP è un'azienda. Prima ancora di una scuola, siamo una no profit e ogni euro, se ci avanza, viene investito direttamente per gli scopi, insomma, quindi per i ragazzi nei laboratori. Però prima di introdurre una tecnologia chiediamo alle imprese, chiediamo ai produttori e l'investimento viene fatto coinvolgendo i docenti, perché i docenti devono saper utilizzare questa tecnologia, per cui facciamo moltissima formazione, aggiornamento che non è solo tecnico ma anche didattico, di competenze che riguardano la gestione in aula dei gruppi, perché adesso
sono due ragazzi in gamba, poi qualche compagno magari un po' più birichino, tra virgolette, ma sappiamo gestire. Quindi sono dei tecnici che hanno imparato la didattica e che quindi riescono a trasmettere in maniera efficace le competenze, sviluppare le competenze dei ragazzi, sapendo che sono dei giovani che hanno davanti un percorso anche cognitivo. Loro sono anche molto entusiasti, quindi si fanno trascinare, e questo è molto positivo perché lo vedo poi nei risultati scolastici, e devo dire che se la cavano con molta soddisfazione dei docenti che ci mettono tanta passione e anche tanto impegno. Loro sono in aula molte più ore rispetto ad altri istituti tecnici. Provi a pensare in alcuni laboratori, per esempio nel settore meccanico, andando in un altro settore non è quello elettrico, per esempio hanno a disposizione in mano tecnologie costosissime, una macchina a controllo numerico, un centro di lavoro a controllo numerico che è tale e quale quello che si trova in un'azienda che fa meccanica e precisione, costa centinaia di migliaia di euro, per dire. Quindi diamo loro la possibilità di avere una tecnologia che il giorno dopo vanno in azienda, l'hanno vista, l'hanno utilizzata e se la trovano davanti. Infatti, e per quanto riguarda le materie classiche, quindi matematica, Sì, italiano, eccetera, come funziona? Dimmi la tua impressione e anche la tua. Cominciamo da te. Ma sono le solite materie. Cioè che si letteratura la studiano. fate, per esempio, o grammatica? Sì, certo, certo. Sì, sì, cioè, comunque svolgiamo tutte le materie come in altre scuole. L'inglese mi dicevi che lo Esatto, e anche, diciamo, svolgiamo queste materie in modo anche un po', diciamo, se vogliamo dire, diverso, dal fatto che oltre a farle, a eseguirle normalmente come altre scuole, andiamo alla ricerca anche di qualche gergo, in modo insomma, che è inerente al nostro campo. Più ad dinamico. esempio, esatto, l'inglese ad esempio andiamo alla ricerca di come dialogare anche in inglese inerente al nostro campo, cioè proprio studiamo anche i componenti come in inglese, sì sì, oltre che, cioè, è avanzato, diciamo, ecco. Ecco, diciamo che a seconda delle materie classiche sono un po' diverse dalle altre scuole, perché non esiste la matematica, l'italiano e la storia, ma sono divise per asse. Cioè praticamente la matematica ad esempio ha 3 voti, cioè hai l'asse di calcolo e l'asse di comunque saper risolvere un problema, e sono vari voti che dopo vanno a influire sulla media totale, quindi a seconda fai tipo 2 mesi, fai tutti quanti i calcoli, no? Quindi equazioni, cose così, dopo altri 2 mesi Quindi finalizzato già Sì. a un qualcosa che sarà il lavoro futuro, insomma. Come dicevo prima, loro stanno testimoniando che la matematica viene fatta anche in maniera normale, cioè parte teorica, però poi la si applica. Esempio, adesso faccio un esempio un po' banale, non so, un ragazzo che fa il percorso per meccanico auto, il calcolo della cilindrata di un motore, è chiaro che la matematica che insegniamo è applicata, oppure anche all'elettronica, tutta la parte di fisica, parte loro è applicata. Anche il fatto di PLC, eseguiamo delle formule matematiche Bravissimo. che poi mettiamo in atto appunto programmando sui PLC. Se no non saresti in grado di utilizzarli. Esatto. Non rimane uno studio astratto teorico che è importante, ma che poi si trasforma in un'interrogazione piuttosto che un compito legato alle formule, ai teoremi, eccetera. Loro li applicano perché senza la conoscenza di base della matematica non possono operare poi, per esempio, in una logica programmabile come può essere un PLC nel campo dell'automazione industriale. Chiarissimo. Andiamo oltre naturalmente. Pubblicità, pochi secondi, restate con noi.